Grazie Beunida, allora gli auguri del governatore Luca Zaia. Noi ritorniamo qui a Porto Tolle, Turismo Villa Martina, con Massimiliano GB e ci ha raggiunti, benvenuta, l'assessore alla pesca Tania Bertaggia. Allora, assessore, tanto con Massimiliano stavamo parlando di quanto fosse originale questo albero di Natale. Sì, quest'albero è stato realizzato dalla cooperativa, è una cooperativa Titoli Minori che si occupa di disabilità. Sono degli educatori appunto che svolgono un'attività con dei ragazzi e abbiamo pensato appunto di coinvolgere le cooperative che operano nel sociale proprio nell'ambito di una programmazione natalizia. È stato realizzato un evento questa settimana. L'albero che vedete qui è stato regalato a tutte le attività produttive del territorio, creando così un momento di sensibilizzazione rispetto alla disabilità, rispetto a quelli che possono essere delle difficoltà di determinate persone. L'alberello è un simbolo per noi di questo Natale e appunto è stato realizzato da questa cooperativa dei ragazzi con delle disabilità e per noi è un oggetto, un elemento importante per dare risalto appunto alle attività svolte da queste persone. Allora, un altro elemento importante è la pesca, di cui Tania Bertaggia ha il referato. È un biglietto da visita che poi si porta appresso anche un territorio intero. Certo, il nostro territorio, Porto Tolle, il Delta del Po, è una fascia, è proprio collocato su una fascia costiera, quindi viviamo principalmente di pesca e di agricoltura. La pesca rappresenta la principale economia di questo territorio. Sul territorio operano 14 cooperative di pescatori che sono tutte raggruppate nel consorzio Cooperative Pescatori del Polesine. I prodotti principali che vengono appunto raccolti in questo territorio sono la vongola verace, l'ostrica Tarburiec e la cozza DOP di Scardovari. Queste sono delle vere e proprie eccellenze del territorio che vengono vendute, esportate non solo su tutto il territorio nazionale, ma raggiungono anche dei mercati sia della Spagna, quindi fuori dalla nazione, e anche dei mercati del nord Europa. Allora Alessio, Massimiliano, perché Alessio poi ve lo presentiamo dopo, ha a che fare con le ostriche. Massimiliano, ci siamo dimenticati di ricordare che chi vuole venire qui e godersi il paesaggio può farlo anche in bicicletta, perché ci sono un sacco di percorsi, quiete, poco traffico, per cui davvero si può godere anche in questo modo il paesaggio e l'ambiente. Certo, qui da noi sicuramente chi viene a fare un giro nel Porto Tolle, nel Delta del Po, viene a soggiornare un paio di giorni, trova sicuramente le acquiette e trova anche il modo di divertirsi, perché abbiamo dalle spiagge dove abbiamo le attrezzate e per le bici. Le bici abbiamo il modo chi ama il cavallo, i suoi cani, quindi gli spazi incontaminati. Assessore, allora, come chiudere un invito ai nostri amici da casa a sfruttare, a venire qui a toccare con mano non solo d'estate ma anche d'inverno, perché comunque il fascino di questi posti, di questi luoghi non ha stagione. No, sicuramente è un territorio che può essere visitato tutto l'anno, ha delle caratteristiche peculiari a seconda delle stagioni. D'estate ovviamente è più puntato verso la stagione balneare, quindi abbiamo le spiagge, abbiamo dei luoghi da visitare in bicicletta. Molto bello è durante le stagioni autunno o primavera, dove il clima è un po' più mite rispetto
rispetto all'estate, che è abbastanza caldo, torrido, quindi possono essere effettuati dei giri in barca, bicicletta, a cavallo, come già aveva esposto Massimiliano, e altrettanto bello anche l'inverno, quindi in tutte le stagionalità si possono cogliere dei momenti particolari anche proprio per gli amanti della fotografia, e tutti i periodi sono belli e particolari, quindi vi invito fortemente a visitare il nostro territorio. Grazie a Tania Bertaggia, assessore comunale alla pesca di Porto Tolle. Allora, Massimiliano Gibin resta con me, noi andiamo a Venezia, Palazzo Balbi, per gli auguri di Giuseppe Panna, assessore regionale all'agricoltura.